Stanno lavorando nella città di Forlì e stanno portando soccorso alle persone, proprio nel senso che stanno portando le persone fuori dalle loro case sulle strade allagate con l'ausilio delle imbarcazioni. Sono tornati negli stessi luoghi che li hanno visti operativi nel maggio dello scorso anno con la stessa missione. Sono i pompieri di Treviso partiti nella notte con la colonna veneta dei Vigili del Fuoco verso l'Emilia-Romagna. C'è stato l'ordine a partire questa notte, intorno alla mezzanotte, di tre moduli di soccorso specializzati appunto nel soccorso acquatico. Ogni modulo è costituito da 9 persone e quindi un totale di 27 persone dalla regione Veneto. Personale specializzato in operazioni di salvataggio in acqua che una settimana fa era operativo a Nervesa, ennesimo segnale di come anche i Vigili del Fuoco si stiano adattando ad affrontare i disastri del clima che cambia. Una bomba d'acqua nel giro di mezz'ora, un'ora, ha interessato un'area relativamente piccola nella zona di Nervesa, Basso Montello e ci ha visti impegnati in 24 ore con 130-150 interventi di soccorso. Operazione ricordata dal comandante provinciale nel corso della visita del sottosegretario all'interno Emanuele Prisco, che ha confermato l'impegno del governo a rafforzare il corpo dei Vigili del Fuoco. Facendo un investimento e un potenziamento di oltre 1.800 uomini, abbiamo dato via la più grande sostituzione di mezzi, oltre 4.000 in tutta Italia, che si stanno consegnando già da questi mesi, mezzi di ogni tipo. Stiamo facendo una ricognizione e un importante investimento sulle sedi per dare sedi sempre più accoglienti, ma che diventino anche centro, come in questo caso, di riferimento del soccorso pubblico per tutti gli attori del settore nel momento di necessità. Una visita breve per permettere al vice ministro e al capo del Corpo Nazionale di volare a Foggia per i funerali del pompiere Antonio Ciccorelli, travolto dalle acque di un torrente mentre prestava soccorso a 2 donne, e che oggi Treviso ha ricordato così. Ricordo del collega Antonio Ciccorelli, tragicamente scomparso nell'avvenimento proprio domenica. Comandante nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha confermato la presenza ad oltranza dei nostri pompieri in Emilia-Romagna. Purtroppo le zone sono quelle colpite per la terza volta nel giro di 1 anno e mezzo, ma noi ci siamo e fino a quando ci sarà necessità rimaniamo sul territorio.